In Veneto si contano 214 lavoratori attivi ogni 100 pensionati, contro una media nazionale di 199 ogni 100. Il rapporto è il sesto del paese, ma nel nord-est stanno davanti le province autonome di Bolzano, al primo posto in assoluto, e di Trento, al terzo posto, mentre il Friuli Venezia Giulia, regione seconda solo alla Liguria per anzianità dei residenti, si trova agli ultimi posti della classifica. Il nodo, tuttavia, resta l'evoluzione di questo trend negli anni. Con la crisi demografica, il rapporto lavoratori su pensionati si sta infatti erodendo. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 15 gennaio 2024. La prima notizia del giorno riguarda la crisi demografica in Italia e in Veneto, dove le pensioni corrono più del lavoro. Questo è il titolo sui quotidiani del gruppo NEM. A pagina 2 l'articolo di Marco Ballico in cui vengono presentati i dati relativi al numero di occupati nella nostra regione in rapporto al numero dei pensionati. In Veneto 214 occupati ogni 100 persone in quiescenza, equilibrio ancora virtuoso, ma negli anni il rapporto cala. Padova e Verona, le due province che entrano tra le prime 10 a livello nazionale. I comuni con più persone a riposo che lavoratori sono Gosaldo, Cibiana e Zoppè di Cadore. Poi ci sono tutti i dati provincia per provincia, con i comuni appunto con più occupati, quelli invece con più pensionati, ma è interessante sicuramente capire qual è l'evoluzione, che non può essere naturalmente che quella di un calo dei lavoratori rispetto invece a un aumento delle persone pensionate. Questo dipende naturalmente dalla crisi demografica, dal calo demografico o ancora dall'inverno demografico, come lo si vuol chiamare. Lo spiega bene il direttore di Veneto Lavoro, Tiziano Barone, intervistato appunto dai quotidiani del gruppo NEM, in particolare da Riccardo Sandre. Dice Barone: nell'arco di 6 anni i veneti in età lavorativa saranno 146.000 in meno. L'immigrazione ha fin qui colmato il calo delle nascite, ma adesso rischia di non bastare qui più. Queste parole sempre di Barone, direttore di Veneto Lavoro. I dati sull'evoluzione del rapporto tra la popolazione che lavora e chi percepisce la pensione è curata dall'Istat, aggiornata al 2022, considera le persone che hanno più di 15 anni, ma sempre sui quotidiani del gruppo NEM oggi si parla anche di un altro report, quello proprio di Veneto Lavoro, dal quale emerge un dato relativo invece al part-time. Assunzioni a tempo parziale in crescita, più 4% nell'ultimo anno. Rispetto al 2022, lo scorso anno, le assunzioni part-time nella nostra regione hanno segnato una crescita del 4% nell'anno e del 10% nel singolo mese di dicembre, da ricondurre prevalentemente alla componente maschile e a specifiche dinamiche settoriali nell'agricoltura e in alcuni ambiti del terziario. Lo si legge appunto nell'ultimo report di Veneto Lavoro. Nel corso del 2023 l'incidenza sul totale delle assunzioni si conferma al 32%, quindi un nuovo contratto su 3 è un part-time, leggermente al di sopra del valore rilevato nel 2022. Nel mese di dicembre invece il peso del part-time si attesta al 35%, rimanendo ancora in crescita sull'anno precedente del 32%. L'incidenza del part-time nelle nuove assunzioni poi continua ad essere particolarmente elevata e si rafforza per le donne, più 48% nei 12 mesi del 2023, 50% nel solo mese di dicembre. Questa è la quota dei contratti part-time sul totale dei nuovi contratti stipulati. Per gli uomini è molto meno, 21% nel corso dell'anno, 25% nel mese di dicembre. Questo per quanto riguarda il lavoro nella nostra regione. Nelle notizie in primo piano sui quotidiani del gruppo NEM di oggi, ma proseguiamo la rassegna stampa con altre notizie, in particolare
temi caldi della politica regionale. Partiamo dal fine vita, siamo sul Gazzettino. Il confronto in Regione Veneto, fine vita, ultimi conti prima del voto. I consiglieri della lista Zaia presidente sembrerebbero più propensi ad approvare il provvedimento tra i leghisti, però i contrari sono in maggioranza. Qui si parla in particolare dei consiglieri regionali eletti nella lista Lega. Poi abbiamo le dichiarazioni di Elisa Venturini di Forza Italia, che dice: tema etico, nessuna indicazione. Nel frattempo il network Ditelo sui tetti scrive a Salvini e lo invita a dire cosa pensa sul tema. Si tratta di una associazione assolutamente contraria a una legge sul fine vita e in particolare al progetto di legge di iniziativa popolare promosso dall'associazione Coscioni, che regolamenta le procedure del suicidio medicalmente assistito già riconosciute dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019. Il progetto di legge di iniziativa popolare, appunto, che domani verrà discusso in Consiglio regionale. E allora vediamo quali sono i numeri, partendo in particolare dal centrodestra, dove le spaccature sono note, come scrive Alda Vanzan sul Gazzettino di oggi. Mentre Fratelli d'Italia ha annunciato un netto no, la Lega è divisa al suo interno tra favorevoli, con in testa il presidente della regione Luca Zaia, e contrari. In particolare sarebbero contrari quei leghisti che fanno riferimento all'area salviniana del partito. Nel gruppo del Partito Democratico a favore del provvedimento l'unica voce fuori dal coro è quella della veronese Anna Maria Bigon. Lo abbiamo già detto nelle scorse puntate di questo podcast. Il partito di Forza Italia avrebbe dato indicazione ai suoi 3 consiglieri di votare contro, ma la capogruppo Elisa Venturini specifica: sto riflettendo e approfondendo, visto il carattere etico dell'argomento c'è libertà di voto in aula, avrò modo di spiegare quando andrò a votare. Con la maggioranza spaccata, scrive ancora la giornalista del Gazzettino, l'opposizione sarà dunque determinante nell'eventuale approvazione del testo. Gli ultimi conteggi danno i 33 leghisti divisi tra 15 contrari e 18 favorevoli. Nelle opposizioni invece anche il Movimento 5 Stelle e i movimenti civici sono a favore dell'approvazione del progetto di legge sul suicidio medicalmente assistito. Progetto di legge, lo ricordiamo, di iniziativa popolare, che in Veneto ha visto oltre 9.000 cittadini sottoscrivere la proposta promossa dall'associazione Coscioni. Sempre sul tema del fine vita, sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM non c'è una intervista, una presa di posizione direttamente del segretario della Lega Matteo Salvini, ma c'è una intervista invece al sottosegretario leghista Andrea Ostellari, uno dei colonnelli salviniani in Veneto, lo si potrebbe definire così. E allora vediamo questa intervista firmata dal giornalista Enrico Ferro. Fine vita, rispetto Zaia, ma non la penso come lui, dice Ostellari, appunto sottosegretario alla giustizia del governo Meloni. Lo Stato non deve aiutare a morire, ma a vivere nelle migliori condizioni, dice ancora. Una presa di posizione all'interno di un dibattito su etica e diritti, scrivono i quotidiani del gruppo NEM, sottolineando che il Carroccio è diviso su questa vicenda, sulla questione del fine vita. Il voto di domani in Consiglio regionale non diventerà un referendum sul presidente della giunta veneta, questo aggiunge ancora Ostellari. Nel frattempo dal Friuli Venezia Giulia arriva la presa di posizione del presidente della regione Massimiliano Fedriga, che ha detto: voterò no, così si trasformano i deboli in un peso. Quando in Friuli Venezia Giulia discuteremo la proposta di legge di iniziativa popolare già presentata, io voterò contro, lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli, al quotidiano La Stampa. Insomma, una Lega decisamente spaccata sia a livello nazionale, Fedriga contrario, Zaia favorevole, sia in Veneto, con, appunto, come abbiamo visto, un conteggio ipotetico di 15 contrari e 18 favorevoli tra i consiglieri regionali che domani, assieme agli esponenti delle altre forze politiche, saranno chiamati a votare il progetto di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi
sempre sulle pagine del Gazzettino, con un'altra notizia che riguarda un altro tema caldo della politica regionale e non solo, il nodo delle riforme istituzionali, così titola il Gazzettino. Sempre in primo piano parliamo del terzo mandato, sarebbe il quarto per Zaia, e finalmente questa notizia, che non è una notizia naturalmente, ma questo aspetto viene ricordato addirittura nel titolo dell'articolo del Gazzettino, in un virgolettato attribuito al segretario regionale della Lega Stefani, che dice: mandati a vita per Zaia sarebbe solo, tra virgolette, il quarto. E quindi in qualche modo ci viene ricordato che sì, in Italia esiste una legge che limita a 2 il numero dei mandati dei presidenti di regione, esattamente come vale per i sindaci dei comuni, che non possono ricandidarsi per più di 2 volte di fila. Ebbene, questa legge esiste, ma il Veneto l'ha recepita, l'ha attuata quando Zaia era già presidente della regione, e in qualche modo è l'unico presidente di regione quindi che ha potuto godere di una sorta di mandato zero. Attualmente Zaia infatti è già al terzo mandato, non potrebbe ricandidarsi perché appunto ha già raggiunto la soglia dei 2 mandati consecutivi a partire dall'approvazione della legge veneta che fissa il tetto a 2, ma adesso appunto nella discussione nazionale che vede la Lega in particolare proporre l'abolizione del tetto dei 2 mandati, Zaia potrebbe appunto avere così la strada spianata per un quarto mandato, per una quarta ricandidatura. Sarebbe di nuovo l'unico in Italia, gli altri potrebbero accedere al terzo, ma vediamo l'articolo di Alda Vanzana ancora sul Gazzettino. Il Veneto ha già la legge di attuazione della norma nazionale, non si parte da zero, spiega Stefani. La modifica potrebbe però favorire la campagna e quindi il presidente della regione De Luca, leggiamo, De Luca, che come altri presidenti di regione appunto è al secondo mandato, e se venisse approvata la legge presentata da Alberto Stefani, segretario regionale della Lega e nonché parlamentare, potrebbe appunto avvantaggiarsene e ricandidarsi ancora una volta per il terzo mandato. Zaia invece, lo spiega e lo ribadisce anche lo stesso Stefani, potrebbe ricandidarsi una volta approvata la legge di modifica per il quarto mandato. Forza Italia nel frattempo resta tuttavia contraria a questa legge di modifica del tetto dei 2 mandati che diventerebbero 3, e gli esponenti forzisti spiegano: solo per i piccoli comuni si può pensare ad una continuità. Ebbene, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.